Per la misma non ho fatto in tempo a cambiarlo. Il progetto Luna Rossa è nata nel 97 in una maniera molto naturale, in una cena tra Patrizio Bertelli, la signora Prada e altre persone. Patrizio Bertelli è un appassionato storico di vela, quasi come per scommessa ha deciso di lanciare la prima sfida nel 97 e da lì, a parte in 2 edizioni, è stato un percorso costante negli ultimi 20 anni. Che ci ha portato ad arrivare fino a qua e speriamo di riuscire poi a concludere il percorso con un risultato soddisfacente, diciamo. Allora, le motivazioni del premio: voi avete scelto le acque di Cagliari, avete girato, immagino, tante altre parti. Perché Cagliari? Buonasera ancora. Sicuramente Cagliari ha un grosso vantaggio, ha un clima perfetto, ha un maestrale che per noi è una manna, perché praticamente abbiamo possibilità di avere un buon vento con poca onda. È una città molto accogliente e onestamente ci troviamo molto bene. Di conseguenza abbiamo avuto l'esperienza all'inizio della passata edizione, quando avevamo restaurato la base qui, avevamo cominciato, e è stato naturale tornare qua perché ci siamo trovati perfette condizioni per simulare Auckland, che avrà anche di buon vento ma poca onda, speriamo. Ecco, passi il microfono. Possiamo far capire la portata, i numeri, quanti siete? La vostra è una cittadella di Luna Rossa. Siamo un'infinità, siamo un sacco di persone, sono tantissimi progettisti, non so, una quarantina più o meno, siamo un centinaio in tutto, siamo dei privilegiati comunque, siamo tanti ma siamo tanti privilegiati perché ce ne sono tantissimi altri che farebbero volentieri cambio con quella fortuna che abbiamo noi. E siamo privilegiati anche a essere qui in Sardegna con voi, perché comunque è un posto stupendo. Io personalmente sono sono il più vecchio del sailing team, però devo dire la verità, ho girato tanti posti e Cagliari è un qualcosa di speciale, e in questo devo ringraziare Max e Gillo che mi hanno dato questa opportunità. E devo dire che è molto bello vedervi girare, vedere